Quello che noi raccomandiamo, soprattutto per quanto riguarda le fasce più deboli che in questo periodo sono in Casa del Sole, di attivare immediatamente il numero dei carabinieri nel caso di bisogno. Sarà a nostra cura e a nostro piacere poterci adoperare per fornire loro qualsiasi tipo di ausilio. E i familiari degli anziani lo stesso invito, quello di rivolgersi a noi per qualsiasi bisogno che i loro cari possono avere in questo periodo di isolamento e di lontananza dagli affetti. L'appello del comandante dei Carabinieri di Castelfranco Veneto arriva all'indomani del ritrovamento, fortunatamente in buone condizioni, dell'anziano di 84 anni che era scomparso mercoledì mattina e che ha trascorso un'intera nottata all'addiaccio prima di essere rintracciato riverso in un fosso. Sono migliaia i pensionati costretti a rimanere a casa da soli, molte le problematiche che possono avere, anche di assistenza, di disorientamento, da qui la piena disponibilità dell'Arma ad adoperarsi per risolvere piccoli grandi problemi che l'isolamento forzato comporta, così da non arrivare a situazioni di pericolo come quella che ha fatto temere per la sorte dell'84enne, rintracciato grazie a una grande mobilitazione di forze dell'ordine e vigili del fuoco. Gli immediati soccorsi sono stati prontamente organizzati, hanno permesso comunque di trarre in salvo l'anziano, di condurlo presso l'ospedale di Castelfranco Veneto, dove si trova in buone condizioni e dove probabilmente, queste sono anche le indicazioni familiari, nella giornata di oggi verrà dimesso.